Siamo giunti alla terza corsa, confronto per 3 anni sul miglio in 12, Fiona Drey, Fashion Star Love, Fonzi dei Daltri, Frankie Matley, Fabres dei Greppi, Futura in prima fila, Phantom OP, Femme Fatale C, Frankie BF, Funky Gallo, Fenice dei Greppi e Footloose Griff in seconda. Favore in chiusura per Fonzi dei Daltri, numero 3, Matteo Zaccherini, macchina che accelera l'errore di Frank Matley. E così Numero 4, Frankie Matley, restano in lotta squalificato. Fashion Star Love e Fonzi dei Daltri. Si avvantaggia subito Fashion Star Love, si era sotto Fiona Drey e così Fonzi dei Daltri è all'esterno scoperto. Primi 200 in 15 e 2, con in vantaggio dunque Fashion Star Love, Matteo Angeloni in Salchi, al suo esterno si adegua Fonzi dei Daltri e i 400 se ne vanno in 31 con Fiona Drey che rimane lì a contatto. Cavalli sulla seconda piegata con situazione tattica invariata, sempre Fashion Star Love a fare l'andatura, ora cerca di moderare 16,4 in curva, mentre Fonzi dei Daltri rimane all'esterno con in scia Futura e Fabres dei Greppi. Lungo la corda in terza posizione c'è Femme Fatale Sì, poi più indietro Funky Gallo e via via tutti gli altri. Gruppo ancora abbastanza compatto, anche se allungato dal primo all'ultimo. E ora si comincia ad accelerare però perché c'è una frazione in 15,6 e Fashion Star Love sempre leader nei confronti di Fonzi dei Daltri impegnato al suo esterno, alla corda c'è Fiona Drey, al largo Futura, cavalli a 400 scarsi dalla conclusione con Fashion Star Love che accelera ora, sull'allungo cala invece Fonzi dei Daltri, serra sotto Fiona Drey, si fa vedere Futura in terza corsia, ma sempre un paio di lunghezze di vantaggio per Fashion Star Love che ora a 100 dalla conclusione deve gestire il margine sui rivali. Futura ci prova nuovamente mentre all'interno trova un bel varco Femme Fatale Sì, finale con Fashion Star Love che vince nei confronti di Femme Fatale Sì, mentre al terzo è Futura. Fashion Star Love dunque in percorso di testa, il terzo del pomeriggio. Sempre in percorsi di testa hanno vinto i cavalli fin qui. Questa volta Fashion Star Love con Matteo Angeloni per conto di Felice Facci e della scuderia Elisir. Andiamo a rivedere le immagini conclusive e l'arrivo 286 recita sul palo d'arrivo.